Maria Elena Fabi ci porta in Friuli Venezia Giulia per continuare il viaggio tra le bellezze e le eccellenze del nostro bel paese. La regia del servizio è di Maria Elena Fabi. Fammi sentire in un sogno, nel più bel sogno che c'è. Buongiorno amici di Una Mattina in Famiglia, siamo a Pordenone che si prepara a diventare capitale italiana della cultura 2027. Qui l'ente regionale teatrale, Timos Production e il comune si sono uniti per una sfida condivisa, quella di porre al centro di ogni attività l'inclusione, perché fare cultura oggi significa innanzitutto educare e sensibilizzare tutti quanti noi a valori che non hanno barriere. Venite con me! Dentro nel tuo mondo, perché il mio tempo sia poesia. Piove, piove, piove. Buongiorno Presidente, l'ente regionale teatrale, nato nel 1969, da sempre porta avanti una serie di progetti che promuovono la cultura del teatro, tra questi anche l'inclusione. Certamente l'inclusione e l'accessibilità sono dei motivi importanti con cui l'ente regionale, che è composto dalla regione Friuli Venezia Giulia, che oltretutto a livello nazionale è chi investe di più pro capite nel livello della cultura. Ci sono i 23 oltre comuni, ci sono le associazioni e le fondazioni. Questa è la missione dell'ente regionale teatrale dal 1969 e dal 2014 ente riconosciuto dalla regione multidisciplinare. Tutti noi, compreso il nostro numeroso pubblico, vi va grande grazie, siamo l'ente regionale teatrale. L'ente regionale teatrale come porta avanti questi progetti? Innanzitutto con un'integrazione forte e quindi portando all'interno proprio due spettacoli, uno riguardante proprio una collaborazione col Balletto di Siena e l'Opolos Ballet che abbiamo creato, e poi l'altro con l'orchestra Ami Ritmea che vede al proprio interno musicisti normodotati e con disabilità. Poi l'intervento forte lo facciamo anche all'interno delle scuole. L'ERT anche questo, Teatro Scuola 018, oltre 250 spettacoli che vengono portati all'interno delle scuole, coinvolgendo oltre 15.000 alunni. E sicuramente il fatto che Pordenone sarà capitale della cultura 2027 è molto importante in questo discorso dei progetti di inclusione. Certamente, noi non potevamo non essere coprotagonisti di questo, uno per l'importante realtà che abbiamo a livello regionale e per questa vetrina che permette a questa città di Pordenone di usare anche il teatro, il palcoscenico, proprio per parlare di tutto questo. Chiara, l'ente regionale teatrale e Timos insieme per promuovere un importante progetto che riguarda l'inclusione. Quanto è fondamentale fare rete? Tantissimo, è davvero la primissima cosa. La rete ci consente di poter veicolare al meglio il messaggio che questo spettacolo cerca di offrire al pubblico, una visione diversa, più profonda di quelle che sono le malattie neurodegenerative e in fondo le fragilità di tutti noi esseri umani. Nello spettacolo In un sogno si parla di una disabilità importante che è quella visiva, attraverso le opere di un grande artista che è Felice Tagliaferri. Sì, Felice è una grande anima, un grande essere umano, come lui stesso ama definirsi, che ci ha regalato quest'opera meravigliosa, Sento ergo esisto, proprio per raccontare l'importanza del tatto come senso resiliente, senso antico, che per un cieco restituisce la vista e per un malato di Alzheimer le parole perdute.